Assessore Cagliari, oggi in giunta un importante provvedimento che afferisce al Porto Vecchio. Sì, a valle della firma dell'accordo di programma abbiamo fatto una serie di valutazioni e abbiamo messo in piedi un piano di alienazioni. Voi sapete che col trasferimento di tutti i dipendenti nei nuovi magazzini di Porto Vecchio, gli immobili che insistono sulla città di Trieste verranno alienati. Lo studio che abbiamo fatto dei 12 immobili che intendiamo alienare ci porta a una cosa che ci ha un po' meravigliato, alla possibilità di vendere questi immobili per un costo, per un prezzo che in qualche modo, sfruttando quelle che sono le indicazioni dell'OMI, quindi dell'Agenzia delle Entrate, cubano 93 milioni di euro, quindi più di quanto noi pensassimo. E in più, con i risparmi di manutenzioni straordinarie, spese di maggiori utenze di elettriche e di riscaldamento, contiamo di risparmiare circa in totale 150 milioni di euro. Il che significa che con l'ammontare dei 160 milioni di euro che abbiamo pensato di mettere in campo per la realizzazione della nuova sede, alla fine non solo riusciamo ad avere un equilibrio economico, ma in più, questa cosa molto importante, avremo in più anche l'Hangar 21 che non rientrerà nelle nostre aspettative come sede dei dipendenti, ma che verrà destinato alla nuova sede di un organismo che il Presidente sta pensando di fare, destinato all'innovazione. Cosa che sarà molto importante perché lo sviluppo di Porto Vecchio passerà anche dallo studio delle nuove tecniche di innovazione che vogliamo portare in Regione. Quindi siamo molto soddisfatti del lavoro che i nostri tecnici hanno fatto, tanto che il Presidente mi ha pure annunciato che mi toccherà lavorare anche nelle festività fra Natale e Capodanno proprio per cercare di partire al più presto lungo la direzione che porterà, speriamo, nell'arco di 3 anni al massimo, tutti i dipendenti pubblici che insistono su Trieste a Porto Vecchio. Questa è, credo, una grande notizia perché pensiamo, ecco, visto che di porto parliamo, che la nave della Regione transiterà e arriverà nel Porto Vecchio entro il 2025-2026 massimo.